settimane dal drammatico incidente alle Acciaierie Venete è morto uno degli operai in gravissime condizioni dopo essere stato colpito dagli schizzi di acciaio fuso. Davanti ai cancelli dell'azienda questa mattina la commozione dei compagni che hanno scritto uno striscione: proclamate 2 ore di sciopero. Il cadavere di un giovane migrante nordafricano trovato nel cassone di un camion alla barriera di Venezia Est si sarebbe nascosto nel tir per imbarcarsi verso la Grecia. Indagini della polizia. Dopo il nubifragio di ieri, gli allagamenti in città, scatta la polemica per una Treviso ancora una volta sott'acqua nelle zone critiche di sempre. Un'auto esce di strada e prende fuoco a Rubano, miracolosamente salva la conducente aiutata da un automobilista di passaggio. Un 86enne multata dai vigili per non aver messo a guinzaglio alla sua cagnolina anziana, semicieca e quasi incapace di camminare, accade a Spinea. Dopo le polemiche di questi giorni a Bassano, il sindaco blocca l'esibizione del discusso 19enne rapper in un festival cittadino. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito in primo piano, l'incidente alle Acciaierie Venete, è morto poco prima della mezzanotte all'ospedale di Cesena Sergiu Todita, 40 anni, moldavo di origine, con Marian Bratu. Era uno dei 2 operai gravissimi dopo essere stati colpiti dagli schizzi di acciaio fuso il 13 maggio scorso. Sentiamo. Sergiu Todita non ce l'ha fatta, condizioni gravissime, ripetevano da quasi un mese ormai i bollettini medici per lui. Poco dopo l'1 della scorsa notte l'operaio 40enne è morto nel centro Grandi Ustioni dell'ospedale di Cesena, dove era arrivato domenica 13 maggio. 25 giorni di lotta, ma alla fine le ustioni, che avevano coperto il 100% del corpo, si sono rivelate fatali. Con altri 3 compagni era stato colpito all'alba di quella tragica domenica da una bolla di calore sviluppata dagli schizzi di acciaio bollente usciti dopo la caduta di una siviera che si è sganciata dal carro ponte. Lui e Marian Bratu, romeno, 43 anni, si erano da subito rivelati più gravi. Ancora in ospedale a Verona Davide Di Natale, dimesso il giorno successivo all'incidente Simone Vivian Di Dolo. Moldavo di origine ma da tempo residente in Italia, Sergiu lascia la moglie e una figlia 13enne. Lo stabilimento di Riviera Francia da quel tragico 13 maggio è ancora chiuso. Sotto sequestro l'area del grave incidente, dove si sono ripetuti gli accertamenti della magistratura. 7 le persone indagate nell'inchiesta, la cui posizione inevitabilmente diventerà più grave. Dopo questa morte scatterà l'accusa di omicidio colposo. Sotto shock i compagni di lavoro di Sergiu, che pochi giorni fa erano andati a fargli visita. Da quella terribile mattina continuano a chiedere e a manifestare la loro incredulità, a domandare sicurezza, a ripetere che quel perno che reggeva la siviera doveva tenere. E davanti ai cancelli delle Acciaierie Venete la commozione dei compagni che hanno scritto uno striscione: proclamate ora 2 ore di sciopero. Sergiu Todita, è stato un onore conoscerti, resterai nei nostri cuori. Uno striscione bianco con una scritta nera spruzzata a braccio. Davanti ai cancelli delle Acciaierie Venete è il momento del dolore e delle lacrime. I compagni di lavoro di Sergiu, il 40enne moldavo morto per gravi ustioni riportate il 13 maggio, sono fermi, attoniti. La notizia era temuta, l'arrivo poco dopo l'1 della scorsa notte. Sgomento tra i lavoratori, tanta tristezza, non voglia di parlare, non dire niente. Giornata che ti dice che le cose non vanno bene, non funzionano. Non funziona come si lavora, non funziona i rischi che ci si assume, non funziona. Accendono gli lumini i compagni di Sergiu. Le prime gocce di pioggia bagnano lo stabilimento di Riviera Francia. Nel cuore c'è un posto speciale per la moglie e la figlia, ma anche per Marian Bratu, 43 anni, romeno, che ancora lotta al centro Grandi Ustioni di Padova, e per Davide Di Natale, ricoverato a Verona. Alla famiglia di Sergiu il primo pensiero. Veramente solidarietà alle famiglie, poi verrà deciso ulteriori iniziative la settimana prossima, con probabilmente un'iniziativa unitaria. E poi domani oggi e domani 2 ore di sciopero in tutte le aziende metalmeccaniche di solidarietà a Sergio e alla sua famiglia.
Ed un'altra tragedia, questa volta dal veneziano, migrante trovato privo di vita all'interno del vano portaoggetti di un camion proveniente dalla Grecia, fermato per un controllo all'altezza della barriera di Venezia Est. È all'obitorio di Treviso, a disposizione della magistratura, il cadavere del migrante trovato morto nel cassone di un camion diretto a Trieste, fermato per un normale controllo dalla polstrada del COA di Udine alla barriera di Venezia Est. La macabra scoperta nella tarda mattinata di oggi ha portato alla luce l'ultimo dell'ennesimo viaggio della disperazione finito in tragedia. L'uomo, nordafricano senza documenti dell'apparente età di 30-35 anni, potrebbe essersi nascosto nel vano portabagagli e attrezzi del camion con targa greca arrivato in Italia via mare e sbarcato al porto di Fusina prima di ripartire verso Trieste. Il disperato tentativo di fuga per un futuro migliore in un porto della Grecia dove il camion era pronto per l'imbarco. Al casello di Venezia Est la polstrada ha intimato al camionista, 58 anni di nazionalità greca, di fermarsi. Il controllo, che pareva di routine, ha svelato la tragedia. L'uomo è stato trovato rannicchiato proprio sotto al mezzo e l'autista, sorpreso e sconvolto, ha subito dichiarato di non sapere alcunché e di essere estraneo alla vicenda. La sua deposizione è stata raccolta dalla squadra mobile della Questura di Treviso, che si sta occupando del caso per competenza territoriale. La magistratura ha disposto accertamenti per risalire alle cause della morte del migrante, che potrebbe essere sopraggiunta per asfissia o disidratazione. Chiusa la rotta libica, l'Europol ha lanciato l'allarme sui rischi dei percorsi alternativi utilizzati dai migranti per raggiungere l'Europa, bypassando i controlli alle frontiere. I viaggi nascosti nei vani dei motori e dei bagagli e degli attrezzi dei camion a tenuta ermetica sono estremamente pericolosi per la vita dei migranti. Solo una settimana fa in territorio veneto si è sfiorata la tragedia. 2 migranti nascosti nel cassone di un camion partito dalla Spagna volevano arrivare in Francia, ma si sono ritrovati esausti nel Padovano a Grantorto, dove hanno chiesto aiuto ai carabinieri usando il cellulare che gli ha salvato la vita. Ed ora torniamo invece a parlare del maltempo che ha colpito ieri il Trevigiano, polemiche dopo la bomba d'acqua che ha messo in ginocchio ieri pomeriggio la parte sud di Treviso, la rabbia maggiore alla Ghirada, sott'acqua per l'ennesima volta. Sentiamo. Ieri è stata dura, l'acqua arrivava fino alla soglia della porta. Per fortuna noi siamo qua come a Venezia, abbiamo la paratia, se no l'acqua entrava in casa. Sono state ore un po' penose, dalle 6 e qualcosa in poi sono state ore penose. Forse alla Ghirada il tanto vituperato Mose servirebbe perché, e lo dicono i residenti aggiungendo ironia alla rabbia, qui basta un violento temporale per trasformarsi in Venezia. La bomba d'acqua e i suoi effetti. Certo, i disagi non sono mancati nemmeno a Preganziol, Ponzano e Villorba, con strade come fiumi e auto bloccate, ma è soprattutto nell'area storicamente più critica del capoluogo che si scuote la testa. Sono proprio stanca perché sono 25 anni che sono qua e sono andata sotto acqua 13 volte. Con tutti i lavori che hanno fatto è come avessero fatto niente. Il nubifragio poco dopo le 17:30 e qui lo scenario si è ripetuto. I bambini non andavano più giù, restava tutta l'acqua ferma, piatta, come fosse il mare piatto. E dopo ci è voluto tante ore prima che potesse andare giù. Sì, si è allagata, sono dentro tanto così, 4-5 centimetri d'acqua. Sì, sì. E allora via con sacchi di sabbia e paratia. Noi ci siamo attrezzati con una paratia stile Venezia, per l'acqua alta. Mi è servita tantissimo perché insomma portare fuori un negozio allagato e pulire tutto. Vigili del fuoco al lavoro fino alle 23:30 e conta dei danni. Ancora una volta ci si chiede perché, anche dopo i lavori in zona. Hanno messo giù questi tombini e io li ho visti, non posso dire di no, però se vede che non serve, questo non serve, insomma vuol dire che ci vuole qualcosa di più qua. Sarà un tubo quadro da 1,5 metri per 1,5 metri, quindi questo supporta l'acqua che cade, solo che nelle caditoie non entra perché si sporcano facilmente. Qua dicono che questo punto qua della Ghirada è un punto anche più basso, ci sono dei problemi perché una volta qui c'erano dei fossi che sono stati chiusi, eccetera. E la rabbia cede il posto all'amarezza. Chi ha questo problema è sempre incombente, che basta che ha paura della nuvoletta perché dice mamma mia adesso cosa succede.
Un vicentino di 26 anni, residente a Schio, è indagato dalla procura che ipotizza a suo carico la violenza sessuale. Il giovane avrebbe stuprato la sua sorellastra di 14 anni. Gli abusi sarebbero avvenuti in casa nel settembre dello scorso anno, mentre i genitori erano fuori. Il fratello avrebbe costretto la ragazzina a subire violenza dopo averle fatto dei massaggi. Lei, sconvolta, aveva trovato il coraggio di parlarne a scuola solamente qualche settimana più tardi. Il giovane è stato poi allontanato di casa dai genitori. Un tam-tam diffuso velocemente attraverso i social che ha raggiunto numerose mamme. Una coppia avrebbe fotografato dei bambini. Adosson di Casier è psicosi. Sentiamo. Un messaggio via WhatsApp che ha raggiunto in poco tempo le mamme di Casier. Una coppia a bordo di una macchina sarebbe stata annotata proprio vicino al parco di via Vecelio, ad Ossone, poi davanti alla scuola elementare. L'uomo avrebbe fotografato dei bimbi, addirittura avvicinato un piccolo. In sostanza pare che ci sia questa Jaguar nera che giri. Ieri l'hanno visto, appunto, è successo all'amicetto di Greta in via Piave a Casier. È stato avvicinato da questa coppia, lui ha 50-60 anni, dicono, carnagione scura, lei una ventina ed è mulata, e hanno cercato di caricarlo in macchina. Immediatamente questo ha scatenato una vera e propria psicosi, non solo, ma ha cominciato a circolare anche la foto della vettura ritenuta l'auto della coppia sospetta. Ovviamente, se qualcuno dovesse riconoscere la propria auto e nulla c'entra con questa storia, contatti subito le forze dell'ordine per tranquillizzare le mamme. Questa mattina abbiamo girato ad Osson, dove tutti sapevano, tutti avevano sentito e tutti o quasi avevano nel cellulare il messaggio. Ho ricevuto una segnalazione sul WhatsApp. Che diceva? Che gira una macchina che avvicina i bambini e di stare attenti. Davanti alla scuola la paura è palpabile, anche perché qualcuno dice l'auto è stata vista anche qui quando uscivano i piccoli. Come l'ha saputo allora? Una mamma mi ha mandato il messaggio con WhatsApp, proprio il messaggino di stare attenti, le iniziali appunto dell'auto, e praticamente se si vede di chiamare le forze dell'ordine. Sì. C'è paura, è venuta anche a prendere sua figlia, ha detto. Sì, apposta, anche se è un po' grande, ma c'ho anche l'altra piccola che vado al parco e lei ogni tanto va un po' più lontano. Ho preso veramente paura e devo stare attenta. Non solo, ma la stessa direttrice della scuola Vittoria ha deciso di chiudere i cancelli, poi ha postato una segnalazione chiedendo ai genitori di stare attenti. Anche ai carabinieri è arrivata la segnalazione e qualche chiamata. Così questa mattina la zona è stata perlustrata alla ricerca della macchina e di qualche conferma. Per ora della coppia e della vettura non vi è traccia. Se qualcuno avesse informazioni è invitato a segnalarlo immediatamente alle forze dell'ordine. Incidente la scorsa notte a Rubano, un'auto uscita di strada ed ha preso fuoco, salva la conducente aiutata da un automobilista di passaggio. Rubano. È stata la prontezza di un automobilista di passaggio che non ha esitato a fermarsi ad aiutare a uscire dall'abitacolo della sua Fiat 500 la conducente a salvare una donna la scorsa notte in via della Provvidenza. Era passata da poco la mezzanotte quando la donna ha perso il controllo. L'auto si è rovesciata e stava per prendere fuoco quando è stata soccorsa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Padova con 2 mezzi, tra cui l'autogru, che hanno provveduto a spegnere le fiamme in circa un'ora. La donna è stata portata in ospedale, i rilievi sono affidati alla polizia locale. Continuiamo con la cronaca. Il clochard che si vede quasi quotidianamente a Piazzale Roma è stato aggredito violentemente. Un'altra aggressione nei confronti di un clochard. Questa volta però si tratta di una persona molto nota a Venezia, Pasquale Aita, che spesso lo si vede tra Piazzale Roma e nella zona della stazione di Santa Lucia. Proprio lì, alcune sere fa, sarebbe stato violentemente picchiato e lasciato a terra sanguinante. Secondo quanto ha raccontato, 4 stranieri, a suo dire bengalesi, l'hanno accerchiato e dopo qualche scambio di frasi un po' accese si sarebbero scagliati contro di lui. Nonostante la sua stazza, Pasquale non è stato in grado di difendersi. I 4 l'avrebbero dunque malmenato per circa 5 minuti, uno di loro addirittura cercando di colpirlo con un martello. Poi se ne sono andati lasciandolo a terra. Qualcuno l'ha visto e gli ha prestato soccorso. Ha riportato diverse ferite, tra cui una al labbro, curata poco dopo con dei punti di sutura all'ospedale all'Angelo di Mestre.
Secondo Pasquale, i suoi aggressori sarebbero i cosiddetti boss del giro di portabagagli abusivi che operano nella zona, con i quali avrebbe già avuto screzi in passato, un'ipotesi però difficilmente verificabile. Rimaniamo nel veneziano, 86enne multata dai vigili di Spinea per non aver messo il guinzaglio alla sua cagnolina anziana, semicieca e quasi incapace di camminare. Mi hanno dato 100 euro di multa perché questa cagnetta non era il guinzaglio. 100 euro. Multata perché la sua cagnolina era senza guinzaglio. Lo prevede il regolamento, le è stato detto, ma in questo caso il vigile in questione ha sottovalutato alcuni aspetti. Diana è una pechinese di 14 anni, è quasi cieca e per muoversi si trascina. Non cammina, è quasi cieca e un vigile molto... ha detto: signora, non ha il guinzaglio, ma non vede, dico che non può neanche camminare. E mi ha dato 100 euro di multa. La signora Virginia, 86 anni, era nel parco a pochi passi dalla sua abitazione in via Pascoli a Spinea e racconta di essere stata seguita dal vigile fino al cancello di casa, dove fuori c'era ancora la cagnolina, tanto era determinato a multarla. Mio marito ha scritto al sindaco, il sindaco è d'accordo con noi che non è giusto pagare, insomma, questa cifra così assurda e anche tanti soldi. Non mi sembra giusto per una bestiolina così malata. Bisogna avere il guinzaglio e io il guinzaglio non lo uso mai perché vede, è proprio una cagnolina, proprio malata perché ha 14 anni, non si regge nelle gambe e mi sembra proprio una cattiveria, ecco. Diana fatica talmente a muoversi che la sua padrona le ha creato un carrellino per non rinchiuderla in casa e poter fare i loro giretti come negli ultimi 14 anni. L'ho pensato io, siccome che il parco è qua vicino, e l'ho fatto io questo, vedi, con la cestina, vedi, il carrello della spesa, il cestino di vimini, è tanto qua vicino il parco, vedi, e questo è il suo trasportino, che la porto al parco perché vede, proprio non si regge nelle gambe. Non resta che attendere la risposta del sindaco Checchin, che si spera arrivi prima della scadenza dei 60 giorni, tempo utile per pagare la multa. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, rimanete con noi. Rieccoci in studio con l'edizione regionale dei notiziari di Antenna 3. Dopo le polemiche di questi giorni a Bassano, il sindaco blocca l'esibizione del discusso 19enne rapper in un festival cittadino. Io ho chiesto agli organizzatori di evitare questa partecipazione, lo hanno compreso e mi hanno garantito che quindi non ci sarà questa partecipazione. Young Signorino non canterà. Per lui l'avventura canora a Bassano finisce ancora prima di cominciare. Il sindaco smentisce di fatto l'assessore Cunico, che di fronte alle richieste di fermare questa esibizione aveva parlato addirittura di censura inaccettabile. Ora la richiesta di stoppare il concerto, se così si può definire, è arrivata dal suo diretto superiore. La scelta che ho fatto è stata partire da un livello di qualità, perché anche la contestazione, anche la trasgressione può essere fatta in maniera artificiosa, ad arte, per ottenere delle visualizzazioni sul web, o può essere fatta in maniera genuina e artisticamente con livelli di qualità elevati, come moltissime rock star o pop star hanno sempre fatto. Non nego che in giunta ci sono state anche riflessioni non perfettamente allineate con le mie, ma alla fine la decisione la prendo ovviamente io. Bene ha fatto il sindaco. Dolce droga oppure sono il figlio di Satana sono concetti che non potevano passare, soprattutto se di fronte ci sono dei ragazzi facilmente suggestionabili. Difendere la decisione di portare sul palco Young Signorino è apparsa da subito fuori luogo. La buona musica è un altro discorso secondo molti. Come dice il sindaco, ci sono provocazioni genuine e in alcuni casi costruttive e altre invece che non portano da nessuna parte. È in tour in Veneto per presentare il suo libro, anche se finora il grande pubblico la conosce come cantante. Federica Carta è un idolo dei teenager e a 19 anni guarda al futuro.
A 19 anni è già un idolo dei giovani. Federica Carta ha iniziato a prendere lezioni di canto a 9 anni e ora ha scoperto di amare molto anche la scrittura. E così, dopo i testi delle sue canzoni, Federica ha pubblicato il suo primo libro, una sorta di diario della sua vita, ma senza lucchetto, per condividere le tante gioie e le poche amarezze con i suoi fan. Non penso ci sia un segreto per il successo, che poi non mi piace neanche chiamarlo così. Io punto ad essere sempre me stessa, a mantenere i piedi ben puntati, piantati per terra, quindi forse è questo. E poi canto, studio, canto, mi esercito e scrivo delle canzoni che penso piacciono al pubblico. E così alla Mondadori di Padova Federica ha raccontato il suo libro intitolato Mai così felice e ha spiegato che nonostante il successo, di sacrifici alla sua età ne ha già fatti tanti, ma sempre volentieri. Ce l'hai i sacrifici e li faccio un po' da quando sono piccolina. Che so, magari invece di andare a giocare al parco o di farmi i gavettoni alla fine della scuola con i miei compagni non potevo, perché sennò mi ammalavo e non potevo cantare. E adesso sono sempre comunque sacrifici che fai col cuore. Cimentarsi con il libro per Federica è stata un'esperienza nuova, unica e stimolante. Questo libro è una cosa molto nuova per me. Infatti quando mi hanno anche poi proposto di farlo sono rimasta un po' lì, ho detto boh, non lo so, ho veramente qualcosa da raccontare alle persone. A 19 anni si può ben guardare al futuro per capire se Federica Carta nel suo vede una cantante o una scrittrice. Cantautrice? È una via di mezzo. No, io mi piace scrivere, però mi trovo sicuramente meglio nella scrittura musicale, diciamo. È un modo diverso di parlare anche col pubblico, con le persone. L'attore Michele Riondino condurrà le serate di apertura e di chiusura della 75esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2018, diretta da Alberto Barbera, organizzata dalla Biennale di Venezia, presieduta da Paolo Baratta. Riondino, premiato come miglior attore al Festival del Cinema di Roma nel 2008 per il suo ruolo nel film Il passato, una terra straniera, è il secondo madrino della Mostra del Cinema di Venezia dopo il debutto nel 2017 di Alessandro Borghi sul palco della sala del Grande Palazzo del Cinema al Lido. Michele Riondino aprirà la 75esima Mostra di Venezia nella serata inaugurale il 29 agosto e guiderà la cerimonia di chiusura l'8 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i leoni e gli altri premi ufficiali della 75esima Mostra. Questa era l'ultima notizia, io vi saluto e vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Tempo spiccatamente instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di giovedì 7 giugno. Sul Veneto al mattino qualche piovasco solamente sui rilievi. Dal pomeriggio aumenteranno le nubi ovunque con temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili un po' su tutti i settori, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 16 e 21 gradi. Valori massimi compresi invece tra 21 e 27 gradi. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia, qualche spazio soleggiato in più al mattino, poi col passare delle ore deciso peggioramento con rovesci possibili un po' su tutti i settori della nostra regione. Le temperature minime saranno comprese tra 18 e 20 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 23 e 26 gradi. Diamo uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, che sarà del tutto simile. Sarà infatti buono al mattino, poi nelle ore pomeridiane si accenderà l'instabilità con rovesci e temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili un po' ovunque. Temperature minime intorno ai 15 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 25 e 28 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.